Dopo l'invito del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, che invita i suoi cittadini ad esercitare il diritto di non votare per il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, anche l'assessore alla coesione sociale Simone Venturin si schiera apertamente con il sindaco, chiedendo ai cittadini di non recarsi alle urne. Una sentenza, quella del Consiglio di Stato, che stravolge la decisione del 14 agosto 2018 espressa dal TAR del Veneto, che si era pronunciato contro l'istituzione del referendum. Adesso toccherà alla Regione indicare la data, ma intanto è cominciato il dibattito che porterà al voto, ricordando che nel 2020 a Venezia si voterà anche per eleggere sindaco e nuova giunta comunale. Sul referendum io posso solo dire che dopo 4 volte che poniamo a una persona la stessa domanda, credo che sia legittimo che alla quinta volta la persona non risponda. Semplicemente la riteniamo una domanda sbagliata in un momento sbagliato, anacronistica e foriera di possibili conseguenze negative, quindi per quanto mi riguarda io non andrò a votare.